Il student Andrea Pajarola sesa vida sia lavur da diplom. El compareglia la promozione del turismo nel Canton Grischun con quella en l'exterior vicin. Per quai volesse el gugent l'invista dels concepts della promozione del turismo del Canton. La giornalista Florinia Kamenisch producesce una contribuzione da video davart la quantità de traffic al San Bernardin che risulta dal traffic da guncida del tunnel del Gotthard. Per quai dovra ella documents davart il regime de traffic e cifras concretas del Canton. L'access a talas informazions ufficialas del Canton diventa ussa pli facil. Da nov vala la legge de trasparenza nel Canton Grischun. Das neue kantonale Öffentlichkeitsgesetz. La nuova legge cantonale de trasparenza deve facilitar l'access a documents ufficials. Mincha persona survegna il dret d'aver access a documents ufficials senza stuair comprovar in interesse special. Insieme con la politica d'informazione che il Canton praticesce già in modo fitch attiva, procura il principio di trasparenza per anche da pli in vista in l'attività statale. E da pli trasparenza promuove la capienza e la confidenza della popolazione verso le autorità statali. Gegenüber den staatlichen Behörden. Andrea Pajarola e Florina Kamenisch chatten sin la pagina di internet del post specializzata per il principio di trasparenza in formular de domanda nua che pon indicar ils documents già visats. La domanda ven allora inoltrada all'uffici o al departament competent. La procedura entai per il Canton è simple e svelta. Las domandas d'invista vengono per regola giudiciadas entai per 30 dis. La legge de trasparenza ha però confins. L'access può venir restringi in cas excepcionals per proteggere interessi pubblici o privati predominanti. Andrea Pajarola e Florina Kamenisch survegnan loro informazioni già visadas se loro domande corrispondono alle pretensioni legali. Allora pon els prender in vista del document original dal Canton o una copia dels documents als ven tramessa. La procedura d'access è gratuita. Se l'access ciasuna però blera lavur, venque emess a quint. La chefredaktura della Südostschweiz, Martina Fehr, formulesce sias aspettativas vers la nova legge de trasparenza. Für unsere Berichterstattung. Per nos rapports dovran nus fatgs. Nus nans pudain bec basar sin supposiziuns. Se nus survegnin ina invista directa, pudain nus capir da ce fatgs che las decisiuns en venidas traces u ce che stat en in expertisa. Quaia er ina proteziun per nus. Mincetant survegnin nus extracts du che numnats documents secrets, cans laschen craier da vair en maun ina gronda istorgia. Se nus vesain però l'entir document, sa relativeschen questas grondas istorgias svelt e ferm. La legge davart il principio di trasparenza vala nel Canton Grischun a partir dal 1 novembre 2016. Ulteriores informazioni su www.öffentlichkeitsgesetz.gr.ch